Dunque, ieri ci hanno mandato una comunicazione, uno dei nostri contatti, che praticamente il bancomat della banca che c'è a Sant'Anna, adesso mi sfugge il nome della banca, sarebbe stato oggetto di un tentativo diciamo, di quelli che cercano di far saltare, diciamo, i bancomat. E abbiamo verificato, effettivamente c'è stato ancora la settimana scorsa, all'altezza di venerdì o sabato, un intervento dei carabinieri, però non c'è stato nessun tentativo di, diciamo, di farlo saltare, ma probabilmente qualcuno ha cercato di combinare qualche cosa, perché effettivamente qualcosa è successo, non sappiamo esattamente cosa è successo. Qualcuno residente a Sant'Anna ci ha detto che il bancomat per alcuni giorni non era in funzione in pratica, gli è stato detto per motivi di sicurezza, poi non lo sappiamo. Ecco, quindi questa segnalazione, perché purtroppo continuano a esserci magari soggetti, a volte ci sono soggetti, diciamo, organizzati, purtroppo vedi l'ultimo, diciamo, cassa di distributore che hanno fatto saltare nel territorio di Codivigo, ne abbiamo dato notizia qualche settimana scorsa, 2 settimane fa, e purtroppo ci sono sempre questi soggetti che continuano a fare un danno, perché il bancomat sembra, potrebbe sembrare apparentemente non una cosa importante, invece è importantissimo, perché adesso, soprattutto con le banche che ce n'è sempre di meno, chi ha bisogno sia di lavorare, appunto, di versare, di prelevare, e trovarsi, diciamo, nell'impossibilità di utilizzare il bancomat diventa un problema serio, tanto è vero che ci sono tanti piccoli comuni del Veneto che stanno avendo sempre più difficoltà, perché gli istituti bancari, come stiamo vedendo anche a Chioggia, stanno via via riducendosi.